Benvenuti a questa nuova avventura. Benvenuti all'Alta Via 1 dei Colle Euganei, giorno 1, parte 2. Nella precedente puntata, dopo un pranzo veloce in compagnia, mi rimettevo subito in cammino con il gruppo. La nostra avventura riprende da qui. Attraverso vigneti e boschi fioriti, la pace regna sovrana e con un buon passo arriva in un'ora alla cappella di San Gaetano, che a suo modo mi dà il benvenuto. Un po' inquietante, devo dire. La stessa faccia nostra quando siamo arrivati in cima. Qui, fra una risata e l'altra, ci fermiamo per riempire le borracce, ma ne approfittiamo. Il luogo ben si presta per rifiatare un po' le stanche membra dalla nostra estenuante fatica, prima di riprendere il viaggio tra verdi colli e suggestivi vigneti che accompagnano e disegnano pensieri discreti. E giustamente, gli ultimi chilometri non poteva mancare una bella salitina croccantella. Ne abbiamo? Là dietro com'è? Non poteva essere altrimenti. Ma anche l'ultima fatica della giornata è con successo archiviata, mentre conquistiamo il paese di Faedo, dove non ci resta che brindare alla nostra prima tappa e premiarci con qualche delizia. Fra queste figura anche una doccia calda, gentilmente offerta, insieme ad un dolce in compagnia e 1000 risate. E sul retro del ristorante, dove stanno mangiando i nostri amici, abbiamo trovato, grazie anche alla gentilezza dei proprietari, un bello spot per piazzare la nostra tenda. Quindi, tenda sotto gli olivi, sia. Guardate che bello. Ah, sì. Zona tranquilla è quello che ci voleva. Bene, e adesso si monta la tenda. E così, una volta montata la tenda all'imbrunire, è già tempo di cucinare qualcosa, insieme al mitico Lello il Fornello, che mi fa compagnia in una notte di wild camping a base di pratici ma gustosi pasti, mentre attorno a me cala la notte ed io interrogo la luna sul prosieguo dell'avventura. Ma questa è un'altra storia che ti racconto nel prossimo video, se vorrai seguirmi.